Oggi la Polizia di Stato presenta una nuova app qui presso l'Istituto Gallo alla presenza di tanti studenti. L'applicazione si chiama YouPol. Sì, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Polizia di Stato cercano di stare al passo con il tempo e con la tecnologia, per cui cerchiamo di adeguare le nostre strumentazioni per rendere maggiormente un servizio alla collettività. Noi l'abbiamo presentata oggi, questa applicazione in campo nazionale è stata presentata ieri. Ieri non l'abbiamo fatto perché gli studi scolastici erano chiusi per festeggiare l'autonomia siciliana a 72 anni dallo Statuto e quindi oggi abbiamo scelto questo istituto. Ci eravamo già stati per un altro progetto, sempre del Dipartimento, che abbiamo presentato l'autunno scorso e oggi abbiamo voluto presentare agli studenti questa applicazione che può essere uno strumento utilissimo laddove ci sono segnalazioni per lo spaccio di stupefacenti o per segnalazioni di bullismo e devo dire, aggiungo, qualsiasi altra segnalazione che possa necessitare un intervento da parte della Polizia di Stato, che con questa applicazione ha in tempo reale immediatamente una segnalazione di intervento di bisogno e l'abbiamo rappresentato ai ragazzi. Diffondetelo perché chi meglio di voi che utilizza la tecnologia, più di noi che siamo adulti, anzi aiutateci a essere presenti per le vostre esigenze e poter rispondere laddove è possibile tempestivamente e noi ci siamo. Lei ha ben interagito con gli studenti che le hanno fatto diverse domande, tra cui una quella dell'assoluta essere anonimo delle segnalazioni. Certo. Ecco, su questo c'è una No, su questo ci preoccupazione. mancherebbe, noi siamo rappresentanti della legge, siamo tutori della legge, ma siamo i primi a rispettare le regole e il garante per la privacy ci ha tenuto quando è stato sottoposta all'applicazione di questo nuovo strumento che ha superato tutta una serie giustamente di studi, di lavori e di commissioni, che ci fosse ovviamente il rispetto alle riservatezze. Noi siamo i primi a rispettarle, non diffondiamo né i dati né li utilizziamo per fini che non sono quelli istituzionali. Stamattina al Niccolò Gallo abbiamo avuto questo incontro con la Questura. Per la verità quest'anno abbiamo avuto un'interlocuzione fattiva e molto sinergica con la Questura di Agrigento. Abbiamo avuto degli incontri su un progetto legalità che continuerà giorno 24 con la consegna della Costituzione ai ragazzi che il Ministero della Pubblica Istruzione ha messo a disposizione alle scuole. Pertanto stamattina i nostri ragazzi hanno saputo che esiste una piattaforma e loro possono inserire episodi di bullismo, episodi di tossicodipendenza in maniera anche anonima per avere un'interlocuzione fattiva e costruttiva con le forze dell'ordine. Io devo ringraziare il Questore che stamattina ci ha resi partecipe di questa importante iniziativa.